Bene amici podisti, ben ritrovati con il nostro video diario di Coppa Friuli. Abbiamo appena terminato la ottava e penultima prova di Coppa Friuli. Siamo qua a Codroipo. Oggi è una bellissima giornata proprio estiva. Siamo partiti qua appena fuori dell'impianto di atletica di Codroipo. Un percorso nuovo, molto bello, siamo passati nel centro dove c'era un po' di tifo perché dopo di noi partiva anche una gara ciclistica, quindi molto bello, c'era parecchio movimento, bellissimi rettilinei, soprattutto all'inizio abbiamo potuto prendere subito un buon ritmo, poi ci siamo spostati fuori Codroipo, abbiamo costeggiato Villa Manin, si poteva prendere il ritmo molto bene, veramente un percorso direi anche veloce perché si poteva correre ottimamente anche sulla parte di sterrato, era ottimo, corribilissimo, quindi un po' di caldo perché adesso il sole oramai è quello estivo, però comunque complimenti all'Atletica 2000 perché ha disegnato un percorso veramente molto bello. L'arrivo è stato in pista, quindi l'ultimo pezzetto l'abbiamo percorso in pista, direi che tutto è andato bene. L'organizzazione è stata ottima, l'acqua quest'anno c'era abbondante come ci avevano ricordato i nostri amici, quindi sono stati bravi, direi che non c'è stato il problema, tutti gli incroci erano ottimamente presidiati, abbiamo corso benissimo su un percorso, ripeto, veramente a me è piaciuto molto, i chilometri sono volati veloci nonostante un po' di fatica, torno a dire per il caldo che l'abbiamo sentito tutti. Bene, vediamo se qualcuno ci racconta la gara. Adesso andiamo a sentire. Bene, adesso siamo con la vincitrice assoluta della prova femminile, Alexandra Fortin, che oggi ha fatto una bellissima gara anche con un buon tempo, mi pare. Adesso sentiamo un attimino le sue impressioni. Dunque, bene, oggi hai sofferto il caldo, però sei andata, c'era un po' di caldo, sei andata bene comunque, dai, un ottimo tempo anche. Sì, c'era un po' di caldo, ma come per me anche per tutti, no? Tutto uguale. Come è andata la gara? Beh, io sono venuta qua, ok, ho fatto una garetta venerdì con le gambe un po' dure, con la Vania siamo partite insieme, sì. Dopo il quinto chilometro mi sono staccata un po', sì. E sì, ho tirato avanti e alla fine ho anche un po' più accelerato, sì, accelerato e non era proprio all'ultimo metro che non siete arrivate, diciamo, in sprint, ecco, l'hai staccata prima. Sì, così era riuscita a prendere un po' di vantaggio, quindi. Sì, così volevo dire, sì. Bene, il percorso comunque era bello veloce, con tutti questi rettilinei si riusciva anche subito a prendere un buon ritmo, no? Mi pare anche lo sterrato era ottimo, ben battuto. Sì, molto veloce il percorso, anche il sterrato, come ha detto, è bello per fare un buon allenamento, un bel percorso. Insomma. Sì. Bene, tu dicevi la prossima settimana non ci sarai a Udine per la chiusura di Coppa Friuli, però mi pare che comunque ti stai allenando sulla velocità, dicevi. Sì, mi sto allenando sulla velocità, non so, penso che non ci sarò, ma non si sa mai. Non si sa mai, sì. Comunque bene, quest'anno mi pare sia andata bene, no? Non le hai fatte tutte di Coppa Friuli, però in quelle che hai fatto mi sembra che hai avuto ottime prestazioni. Sì, perché ok, queste gare le faccio come allenamento, ho fatto già il mio obiettivo a Padova, che ho fatto bene la maratona, lo posso dire ancora perché sono molto contenta. Certo, bisogna dirlo. E niente, adesso faccio un po' con la velocità,
e poi si vede se si fa ancora un po' meglio in autunno e nel frattempo farò sì le staffette e le gare così. Quelle più veloci, sì, adesso viene la stagione di quelle, diciamo. Bene, ancora allora complimenti per oggi, in bocca al lupo per le prossime gare che farai, speriamo di ritrovarci insomma in Coppa Friuli magari ancora. In bocca al lupo quindi per le prossime, ancora complimenti per oggi e grazie di essere venuta. Sì, grazie a voi anche. Grazie, ciao. Bene, grazie tante, sai, molto gentile. Bene, eccoci qua. Allora, abbiamo preso un signore qui che viene, un vecchietto mi dice, non è vero, Mario Bukovac, che ha passato gli Anta, non diciamo... No, è bravissimo. Adesso sentiamo da lui com'è andata oggi. Dimmi tutto. Oggi è andata molto bene, nel senso che il percorso era bellissimo, mi sono trovato molto bene, c'era soleggiato, però c'era un tratto molto in ombra, quindi siamo stati molto bene. Sono contento perché oggi è la quinta tappa della Coppa Friuli che faccio e sono 5 volte primo dei vecchiacci, dei settantenni. Ma che vecchiacci, insomma, dai. Quindi è andata bene. Beh, il percorso sì, come hai detto tu, era molto bello e mi pare che si poteva correre a prendere anche un ottimo ritmo, no? Perché era molto veloce, meglio dell'anno scorso, direi. Io ho un bel ricordo anche dell'anno scorso, mi sono trovato bene, comunque oggi ho messo 48 e qualcosa, insomma, a 71 anni suonati, non è male, no? Sì, no, mi vergogno perché ancora un po' va più veloce di me, cioè, voglio dire, comunque dai, insomma, allora sei soddisfatto anche personalmente, hai fatto un buon risultato, no? Direi, la squadra com'è andata, sai già? Cosa intendi per squadra? Scusa? Natisone? No, molto bene, alcuni sono tutti giovanissimi, no? Io sono il nonno, però mi vogliono bene, li trascino, così. Boh, dai, allora anche questa è archiviata. La prossima ci sei? Come A no? Udine, Devo chiudiamo. completare, sì, senz'altro. là. Grazie Dimmi ragazzi. tutto. No, volevo dire solo questo, che il mese scorso ho avuto una grande soddisfazione, nel senso che ho partecipato alla maratonina di Vienna. Siamo andati col GS Natisone in corriera su. Da premettere che io è la prima volta che assisto a una gara così grande come pubblico, come atleti. Pensate che erano 36.000 persone a correre fra la maratona e la maratonina. E io ho avuto la soddisfazione di arrivare sul podio, sono arrivato terzo dei settantenni. Pensate che gioia. Beh, insomma, quindi veramente sei un personaggio ormai, diciamo così. Bene, niente, ti ringraziamo intanto di averci raccontato la gara di oggi. Complimenti per la tua prestazione. Ci vediamo sabato prossimo per l'ultima, la chiusura. Speriamo di ritrovarti sul podio anche la prossima. Dai, cosa dici? Grazie a voi, sì, Niente, senz'altro. ciao, bene, ciao, saluti. Bene, allora oggi abbiamo qua anche il nostro amico Francesco Messana, che ci vediamo sempre qua, sì, della Polisportiva Libertas. Adesso sentiamo anche lui, insomma, cosa ci racconta della corsa. È andata bene? Ti è piaciuto il percorso? Sì. Come ti sei trovato? Mi sono trovato bene. È andata bene? Sì, è andata bene. Non tanto per i rettilini perché non ti piacciono tanto, però è stata una bella gara, ho fatto una bella prestazione, sono contento del tempo. Ho poi chiusa in 38 e 14. Un ottimo tempo, Sì, ecco, direi. sì, benissimo. Sono andato abbastanza bene, sì, all'inizio sono partito con i primi, poi dopodiché ho fatto la mia gara, sono molto soddisfatto sinceramente. Il percorso ti è piaciuto più dell'anno scorso? Mi pare che a me è sembrato molto veloce, più corribile, con questi rettilini che non ti piacciono. Sì, questa è la mia prima l'ho prova. sferrato. È la mia prima prova. Ah, non l'avevi L'anno fatta? scorso non Scusa. c'ero, Allora, come non detto? No, però sì, è stato bene. un bel percorso, sì. Quindi adesso ci vediamo sabato per chiudere, ci sarai anche a Udine? Parco Morette, sì. Parco So che Moretti. si parte di Parco Morette, sì. sì. Sarà anche quello un percorso nuovo. Non lo conosco sinceramente, però penso che sarà bello anche quello lì. Sì. Bene, allora soddisfatto anche Francesco, Molto soddisfatto. Complimenti della prestazione. Sì, grazie. La squadra com'è andata alla Libertas? Bene? Penso di sì. Bene, allora siamo tutti contenti. Il caldo l'hai sentito o no? Un po' sì. Poco, un po', bene. sì. Allora non sono solo io che sono tanto... L'ho sentito tutti. Un po' tutti si sono lamentati sinceramente, no? Sì. Bene, allora grazie Francesco, buone corse, buoni allenamenti, ci vediamo sabato prossimo per la chiusura di Coppa Friuli. Grazie, ciao. Grazie. Bene, amici podisti, allora
siamo alla fine, chiudiamo anche questo dopo corsa del videodiario. Avete sentito un po' di impressioni, è stata una bella corsa, tutti soddisfatti del percorso, è andata bene. Niente, io vi rimando all'ultima prova, la prossima sabato 2 giugno, vi ricordo, scorriamo sabato 2 giugno a Udine, sarà l'ultima, nona e ultima prova di Coppa Friuli. Vi chiedo scusa, purtroppo non possiamo ancora presentare, come facciamo solitamente alla fine, illustrare il percorso della prossima settimana, perché ci sono ancora dei dettagli che la maratonina udinese che organizzerà quest'ultima prova sta mettendo a punto, quindi se riusciamo magari in settimana a presentarla, a fare qualcosa, altrimenti vi chiediamo scusa, sarà a sorpresa, ma come ho detto ci sono dei dettagli che ancora devono essere messi a punto. Grazie a tutti i nostri amici che sono passati a raccontarci la loro corsa. Io come al solito vi lascio dicendovi buoni allenamenti, tenete duro che ormai ce n'è solo una, ci vediamo sabato 2 giugno a Udine per l'ultima prova di Coppa Friuli. Grazie, ciao.